Beni mobili e immobili per un valore complessivo di 1 milione di euro sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza a 5 persone di Lamezia Terme, che sono state denunciate per truffa e frode fiscale mediante emissione e utilizzo di fatture false. I finanzieri hanno scoperto che un'azienda agricola aveva utilizzato false fatture per poter ottenere dalla Regione Calabria un finanziamento destinato all'ampliamento e all'ammodernamento di un allevamento di animali. Protesta ieri a Reggio Calabria per i costruttori edili reggini. Sono partiti dal piazzale del porto e hanno percorso quasi tutta la via Marina suonando le trombe di una settantina di camion. Motivazione della protesta: la crisi di liquidità del comune. Giunti in prefettura è stato allestito un tavolo attorno al quale si sono seduti il prefetto vicario di Natolo e il viceprefetto Martino, il sindaco Raffa, una rappresentanza dell'ANCE e dei sindacati. Dalla Regione arrivano quasi 70 milioni di euro per la provincia di Catanzaro e più di 46 milioni di euro per quella di Crotone per i progetti integrati di sviluppo locale. Ad annunciarlo l'assessore alla programmazione comunitaria Giacomo Mancini, che sta facendo un tour nelle province calabresi per presentare i PISL agli amministratori locali. Ieri mattina l'assessore con delega ai fondi europei è stato a Catanzaro, mentre nel pomeriggio ha illustrato gli strumenti finanziari all'aeroporto di Crotone. Nevica su gran parte della Calabria, anche a quote basse, ma al momento non sono segnalati disagi se non per i camionisti in transito sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Sulla 3 nevica nel tratto cosentino. Correnti di aria gelida di origine artica hanno provocato un brusco calo delle temperature, in media 6-7 gradi rispetto alle medie stagionali. Un weekend di neve e pioggia attende i calabresi. È stato presentato questa mattina presso il centro Rosmini di Isola Caporizzuto il dossier sulla legalità e la lotta all''ndrangheta della parrocchia della Misericordia di Isola, a cura del giornalista Rai Pino Nano e con la prefazione di Pierluigi Vigna, ex procuratore nazionale antimafia. Ad esporre il contenuto del dossier il responsabile della Misericordia di Isola, Leonardo Sacco, e Don Edoardo Scordio. Significativo il parterre delle presenze di autorità e testimonianze. Oltre 1.200.000 volumi di 120 biblioteche calabresi disponibili con un semplice clic sul sito www.bibliotechecalabria.it. È in rete il sistema bibliotecario regionale della Calabria, realizzato dall'assessorato alla cultura della regione. L'iniziativa è stata presentata da Mario Resca, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero, e dall'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri. Mettere in rete questo patrimonio, ha detto Resca, è fatto importante e significativo. L'enciclica del Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate, è stata al centro dell'incontro organizzato dall'Associazione Culturale Crotone al Centro. A relazionare sul documento pontificio Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che ha sottolineato come al centro di tutto bisogna mettere la persona. Sull'attualità del messaggio papale è intervenuto anche l'arcivescovo di Crotone, Monsignor Domenico Graziani. Inaugurata ieri la sede del Movimento per Catanzaro. A fare gli onori di casa il presidente della lista civica Massimo Lo Monaco. Assenti per impegni istituzionali il parlamentare Michele Traversa e il presidente della regione Giuseppe Scopelliti. Lo Monaco in particolare ha sostenuto che la lista è quasi pronta e che tante sono le adesioni che stanno arrivando. Siccome i posti disponibili sono soltanto 32, ha detto, qualcuno dovrà sacrificarsi, ma con una consapevolezza: chi siederà a Palazzo dei Nobili rappresenterà tutti noi indistintamente. Si rinnova l'appuntamento con la Gardenia dell'AISM e si rinnova la vicinanza del Crotone Calcio a promuovere la solidarietà per la lotta alla sclerosi multipla. Sabato 5 e domenica 6 marzo in 3.000 piazze italiane, compresa Piazza Pitagora di Crotone, con un contributo di soli 13 euro si potrà sostenere la ricerca scientifica. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi allo stadio Ezio Scida dalla presidente provinciale dell'AISM Luciana Gaccione, dal patron del Crotone Giovanni Vrenna e dal presidente rossoblù Salvatore Gualtieri.